Ragazzo, buongiorno, ho voluto fare le cose strane. Allora, una era prendere un pacchetto di patatine strane con Giacomo, l'altra prendere una birra strana con Alessia e poi ho detto scusa, mi faccio il campeggio personale. Perché è una cosa strana? Guarda qua. È una cosa che dopo 7 anni di vita in camper iniziava a mancare, ossia un piccolo angolino dove mettere le cose extra, tipo la scorta di ammoniaca, di cloro, sgrassatori, acque, birre, le cose della moto, le cose della bici, un po' di attrezzi, la moto, la bici, ma attenzione che ora arriva la cosa strana. Il CP? No, non sei strano il CP. Cioè, il CP. Sta di un bene lei là all'ombra nelle piastrelle fresche. Il suo giardino, la tenda. Ogni tanto ci vuole, perché io credo che se segui le tendenze, le mode, le van life, ti simona. Se invece segui ciò che veramente ti piace, ti fa stare bene, la te capiò tutto della vita. Ma a parte questa mia edonistica visione della vita e delle cose, uno degli ingredienti per poter condurre una vita salutare, perlomeno sotto l'aspetto psichico, è non aver bollette della corrente e dell'acqua. Pertanto ho fatto bene a non aver venduto questo All Powers che mi avevano inviato. In sostanza è una batteria con inverter integrato, tipo il Bluetti, per capirci, ne avevamo già parlato. Questo sarà il mio impianto al litio del garage che purtroppo non mi consente di far entrare il camper, cioè per una spanna e mezzo, pazienza. Psst, visto tutte le grandinate che stanno arrivando, questa idea era anche buona, Ma non è questa la cosa figa è questa, guarda, è questa. In sostanza dei pannelli solari della All Powers da attaccare alla batteria portatile della All Powers, in modo tale da avere un piccolo impianto, ok, fotovoltaico con l'accumulatore qui in questo mio garage, dove potrò caricare l'e-bike o mantenere la batteria della moto in carica, cose del genere. Devo muovermi perché sono le 3, è vero che il sole andrà via tipo alle 8 perché è ancora estate, siamo ad agosto, però volevo testarlo. Guarda che roba ancora nuovo con le plastichette sopra, la gente stupida su subito.it non l'ha voluto pagare metà prezzo e aveva mezz'ora di vita, la recensione che è stata fatta gli è stato spiegato, quindi tu vai a pagare una cosa a prezzo intero, nuova, e non la vai a pagare metà prezzo perché ha mezz'ora di vita, è proprio stupido, Dio caro. È come, non so, c'è una Fiat Punto, costa 20.000 euro di listino, faccio un esempio, ok? Ne trovi una che ha fatto 1 chilometro per andare magari a fare il giro davanti a concessionaria, te la vendono a 10.000 e tu gli dici no, o 6.000 o niente. E il concessionario mi dice, te sei stupido, era niente, va comprata nuova. Wow, vuoi vedere che l'avevo scaricata completamente e non l'avevo ricaricata? Mi sembra proprio di sì. Meglio, così proviamo bene i pannelli. Ma è bello, è tipo a valigia, portatile, bellissimo. Pensavo fosse un po' più grezzo, bello. Guarda sta roba. Tanta roba che puoi mettere, ste sbuoie enorme. È interessante se scrivevano quanti watt aveva. Vado a leggere un attimo. 200 watt, me coglioni. Qui c'ha i suoi cavi per non avere riprese, troppe cose. Cazzo ne so io. Ok, questo qui. Ci siamo. Tanta roba 200 watt, grazie al Powers, bello questo. Pausa manuale. Ok, adesso in qualche modo. Fantastico, ha i suoi cavallettini pieghevoli, ma che roba. Fantastico, poi penserò dove metterlo. Ho paura di far mai anni. Che c'è scritto qui Solar Input, ma non ho trovato sto cavo. Ecco perché il cavo che va ai pannelli è dentro la scatola della batteria, non dentro la scatola dei pannelli. Ah cazzo, qua è il più. Questo. Non ho preso fuoco. Beh, buono cazzo. Un po' all'ombra si può, è un po' cortino. Ci vuole un po' più lungo secondo me. Sì, l'avevo fatto andare troppo giù. Ecco, sai che le batterie non dovrebbero mai stare allo 0% per tanto tempo, tutte le batterie al litio. Ciò che a noi interessa, la cosa più importante, è che eravamo veramente allo 0% e sono le ore 15:15. Segniamoci. Il giocattolino qui è l'All Powers R600, il quale avrebbe sui 300 Wh circa, i quali
stando in base alla mia ignorantissima ignoranza, con l'aiuto di chat GPT sono più o meno 25 A, quindi un po' una batteria al litio da 25 A, un po' un quarto di batteria al litio, però credo che per quello che dobbiamo fare noi è più che sufficiente. Input 108 watt. So, chi segue il canale sa che per me è arabo, per me ci sono gli ampere, non ci sono i watt. Ma che pena che va via il caldo, lancio una petizione per bandire i watt sul ampere. Uno dice watt, multa Dio caro. 15:30 precise. Pertanto dopo un quarto d'ora 7%. Ovviamente lo lasciamo andare, era giusto per farti dare una prima impressione, ok? Perché con un quarto d'ora col sole così ti prendi un 7%, in 20 minuti un 10%, hai capito? Quindi in 200 minuti, se in 3 ore e qualcosa ti ricarichi tutta la batteria. Comunque io lascio andare, poi di tanto in tanto torno da te e ti aggiorno. 15:15, esattamente un'ora da quando l'accumulatore, che era al 0%, è stato messo in carica col pannello. Siamo più o meno al 27%, quindi 3 ore e passa, sì, come avevo detto, 3 ore e passa, e qualcosa. Ora però nota che stiamo caricando a 95 watt, prima erano 100 e passa, il pannello è da 200 per carità, è il picco massimo, no? Vediamo perché, no, il sole è alto, giusto, batte giusto, l'angolazione è giusta e niente, questa è la resa reale, perché non fa schifo, però non è che uno dice compro il pannello a 200 watt e mi carica 200 watt, ok? Benvenuto nella realtà, come sempre. Ore 17:21. Siamo anche bene, 53%, bene, già a metà batteria. Devo solo trovare un posto dove mettere fisso sto pannello. Io ovviamente sto apprezzando tantissimo questa cosa qui che mi permette di avere anche una specie di garage, anzi deposito, perché non è un garage, è un deposito con l'energia elettrica, quindi per carità non sputo assolutamente sopra il piatto. Però ovviamente stai vedendo tu dei dati che non è assolutamente da paragonare con un impianto al litio, ok, di un camper. Va benissimo per le automobili, quelle cose lì, o per chi magari va via col furgone improvvisato, perché tanti, ho visto soprattutto stranieri, vanno via col furgone della ditta, col furgone da lavoro vero e proprio, e dentro ci buttano un materassino, frighetto a 12 volte, quelle cosine là, capito? Non è che lo allestiscono. E quindi una cosa così, con quel furgone o l'auto, è ultra perfetta, ok? Per il campeggio, vedi la tenda così, però sì, per un camper, ripeto, vale anche per tutti i bluetti che ho provato eccetera, assolutamente no ragazzi, non ci siamo. Cambia il sole, posta il pane, odio caro. Allora, ore 17:54 e siamo arrivati al precisamente più o meno 63%, stiamo caricando 70 watt. Ci vediamo alla prossima cosa strana, ciao ragazzi. Shall not fear no man but God. Though I walk through the valley of death, and shed so many tears. I should die before I wake. Please, God, walk with me and take me to heaven. Back in elementary, I thrived on misery. Left me alone, I grew up amongst a dying breed. Inside my mind, couldn't find a place to rest until I got that Thug Life tatted on my chest. Tell me, can you feel me? I'm not living in the past, you wanna last. Be the first to blast. Remember Cato, no longer with the seat deceits. Call on the siren, seen him murdered in the streets. Now rest in peace. Is there heaven for a G? Remember me? So many homies in the cemetery shed so many tears.